Amici di Televignole, questo è Camillo B di Riva del Garda, originario di Milano, professione? Sono pizzaiolo cuoco, Da quanti anni in zona? sono venuto su nel 1977, Come va? ma diciamo che non me la passo né bene né male, diciamo che va così. Lasciamo perdere casini vari, eccetera. Parliamo invece della tua vita quotidiana. Come si svolge? La mia vita quotidiana vado a lavorare nella cooperativa Azione 19, perché praticamente nel mio mestiere io ho studiato, ho fatto corsi di aggiornamento e via dicendo, però purtroppo per via di questioni finanziarie, non so se è questioni che costiamo troppo come cuochi o roba del genere, praticamente il lavoro io non ne trovo e allora sono costretto a chiedere aiuto e grazie che il comune di Riva mi dà da lavorare nell'azione 19. Cioè, praticamente tu sei un cuoco professionale Disoccupato. e non trovi posto Non nella riva turistica No, ricca. non trovo posto né come cuoco né come pizzaiolo. Secondo me c'è un problema di fondo. Allora, il problema di fondo secondo me è che tutti parlano per il giovane, tutti parlano per cosa, ma nessuno ha mai parlato di dover riposizionare gente che ha qualifiche e che però logicamente con i contributi verrebbe a costare troppo. Perché il problema nostro per gli albergatori non è lo stipendio che dovrebbero dare a noi, ma i contributi che devono pagarci dietro. Ma allora diciamo, chi è che ti ruba il posto? Tutti quelli che costano molto di meno e che vanno bene così. Tanto qua arriva per far da mangiare non serve il grande chef. Perché per fare un piatto di insalata o buttare fuori una pizza sul gelato o roba del genere non ci vogliono più grandi pizzaioli che abbiano avuto esperienza. Ho capito, questo è interessante. Non ci vuole quella gente lì, ormai quella gente che come noi è gente sorpassata. Perché adesso basta uno che sa stendere un attimino la pizza e condisce e va morta lì, insomma. Tu quanti anni hai? Io ho 56 anni. Un'esperienza di più di 30, più di 20 anni di albergo, però non sono più buono di essere ricollocato in un albergo o in una cosa. E preparazione ce l'hai? E la preparazione ce l'ho perché addirittura ho fatto anche ultimamente un altro corso per aggiornamento, eppure sembrava che avrei dovuto trovare il posto di lavoro dall'oggi al domani, invece niente da fare. E adesso cosa fai di lavoro? E adesso faccio lo stradino o l'operatore ecologico nell'azione 19 e mi accontento perché va bene anche quello. Certo. Orari cosa sono? Gli orari attualmente faccio il pomeriggio, faccio le mie 3 ore e mezzo e sono contento così. Perché bisogna accettare quello che c'è, purtroppo. Sì, vabbè, a parte la crisi, però... Chiamano la crisi, ma non so se questa crisi è dovuta perché la vogliono, perché continuano a parlare per il giovane, ma uno quando arriva a una certa età e non trova più da lavorare nel suo campo, nel suo mestiere, perché i costi siamo alti e roba del genere e Ma nessuno ci vuole tu hai pensare. avuto una preparazione? Io ho avuto anche una preparazione, logico, ed esperienze, perché logicamente se calcoliamo che io lavoravo all'epoca dell'allora, ho lavorato quando ero giovane con l'hotel Enrico che era di mio padre, adesso è Hotel Garda, e andavo giù dal Bavaria a imparare a fare il pizzaiolo e poi andavo dal Vivardelli a imparare a fare il pane e via dicendo. Oggi come oggi però vado a fare l'operatore ecologico perché posti di lavoro non ho capito se lei per i prezzi che abbiamo, perché logicamente io non mi butto giù sotto come categoria e non voglio neanche questo perché sarebbe un male, però sappiamo che ci sono gente che ha nelle cucine e nel coso gente che magari non ha una preparazione. Io nell'ultima preparazione che ho fatto ho anche l'HCCP valida per 6 anni, però a quanto pare non gliene frega nessuno.